Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Apertura con la cronaca dove a Premariacco e Butrio sono in corso le ricerche del 32enne Daniele Pittioni, residente nella frazione di Orsaria, dove dalla sera di mercoledì, dopo aver trascorso la serata con alcuni amici, si è allontanato in sella alla sua moto Harley Davidson. Da allora non si hanno più notizie del ragazzo, che lavora in un'azienda del territorio nota per la produzione di mobili metallici. A denunciarne la scomparsa ai carabinieri sono stati i parenti, contattati proprio dal datore di lavoro, dove il ragazzo non si è presentato da 2 giorni, risultando irraggiungibile al telefono. Immediatamente i carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli e della stazione di Premariacco hanno diramato le ricerche del giovane nella sua motocicletta, compiendo tutti gli accertamenti del caso, senza per ora poter riuscire a rintracciare il giovane, che non risulta aver avuto accesso al pronto soccorso o ricoveri ospedalieri dal giorno della sua scomparsa, che sarebbe stato visto per l'ultima volta in un esercizio pubblico di Butrio. È stato immediatamente attivato il piano provinciale delle ricerche disposto dalla prefettura di Udine, che vede in campo tutti gli organi coinvolti, coordinati dai vigili del fuoco. Tragedia lungo la 4 sul versante Veneto, il tragico bilancio sale a 7 vittime, di cui 5 disabili. Ancora in corso le indagini per capire le cause del terribile incidente accaduto nel pomeriggio di ieri. Una terribile tragedia si è verificata lungo la A4 nel tratto a 3 corsie all'altezza del casello di San Donà di Piave, tra l'entrata e l'uscita dello svincolo verso Trieste. Erano circa le 16 quando un furgone di proprietà di un'associazione romagnola attiva nel terzo settore è andato a schiantarsi nella corsia centrale contro un auto articolato per cause in corso di accertamento. Non si esclude al momento che il conducente abbia avuto un colpo di sonno. L'impatto è stato terribilmente violento, tanto che il pulmino su quale viaggiavano in totale 7 persone è finito praticamente del tutto sotto il mezzo pesante. 6 passeggeri sono morti, un settimo è invece rimasto gravemente ferito. 5 delle 6 vittime erano disabili. Al momento del sinistro erano segnalati rallentamenti anche attraverso i pannelli a messaggio variabile a causa del traffico intenso tra Meolo Roncade e il bivio A4 A28. Per permettere i soccorsi, Autovie Veneta ha provveduto immediatamente a chiudere il tratto tra San Donà e Cessalto in direzione Trieste. Chiuso anche lo svincolo di San Donà in direzione Trieste, inevitabili le code e i disagi per gli automobilisti. Non possiamo accettare che la A4 passi alla storia per essere l'autostrada con un quotidiano bollettino di guerra, ha commentato il presidente del Veneto Luca Zaia. Ora è il momento del dolore, della vicinanza alle famiglie delle vittime, ma il problema resta e va risolto in maniera radicale. Una donna e una bambina di 8 anni sono state soccorse questa mattina a Trieste a seguito di un incidente stradale che le ha viste coinvolte mentre si trovavano in sella a uno scooter. È successo all'incrocio tra via Brigata Casale e via Alpi Giulie. Per causa del vaglio delle forze dell'ordine lo scooter è entrato in collisione con una vettura. La donna e la bambina sono state trasportate all'ospedale di Cattinara. Per la prima diverse contusioni in diverse parti del corpo, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Illesa, la bambina comunque trasportata per accertamenti al nosocomio. Dalla maglietta alla Ferrari il mercato della contraffazione non conosce limiti. A Trieste è stato fatto un bilancio dell'attività tra Veneto e Friuli Venezia Giulia che rappresenta il 10% del livello nazionale. Una bellissima Ferrari 250 GT grigia, un'auto dal valore di 10 milioni di euro. Peccato però sia falsa. A Trieste l'Agenzia delle Dogane ha voluto mettere in mostra un mezzo contraffatto a sottolineare come tutto possa essere falsificato. L'obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini su possibili truffe, ma anche su acquisti incauti. Un mercato, quello della contraffazione, che passa anche per Trieste. Esatto, noi nel Triveneto siamo presenti presso 2 porti di grandi dimensioni, quali Trieste e Venezia, in un aeroporto in cui si sdoganano prodotti dell'e-commerce come Venezia. Per darle un'idea delle dimensioni del fenomeno, che ovviamente fa parte del core business dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, nel corso del 2021 sono stati fatti in tutta Italia 5.000 sequestri per quasi 20 milioni di pezzi sequestrati, nel solo Triveneto ben 500, quindi il 10% sul livello nazionale. Naturalmente la gamma dei prodotti è assolutamente diversificata. L'inflazione sta mangiando i risparmi delle famiglie. In Friuli Venezia Giulia la situazione più critica è a Udine, a dirlo l'analisi della CGA di Mestre.
In Friuli Venezia Giulia sono le famiglie ubicate a Udine a subire la perdita di potere d'acquisto più elevata in regione, pari a 921 milioni di euro, seguendo i nuclei residenti a Pordenone con 504, quelli di Trieste 382 e infine Gorizia 213. Alimentata dal caro energia, l'inflazione sta erodendo i risparmi anche delle famiglie del Friuli Venezia Giulia. Bisogna sterilizzare l'aumento del prezzo del gas prima che sia troppo tardi. Altrimenti, tra le altre cose, rischiamo un crollo dei consumi che costringerà molte imprese a chiudere definitivamente, anche perché fiaccate da bollette sempre più care. La Regione ha chiesto al Governo che venga riconosciuto lo stato di eccezionalità legato alla situazione di grave carenza idrica. L'assessore Stefano Zaniera ha parlato di una grave crisi che sta colpendo in questo momento agricoltura e agricoltori. 250 milioni di euro. E questa è la stima dei danni al settore agricolo causata quest'anno in Friuli Venezia Giulia dalla siccità. Una cifra stratosferica per la quale la Giunta regionale, su proposta dell'assessore Stefano Zaniera, ha chiesto oggi al Governo di riconoscere lo stato di eccezionalità legato alla situazione di grave carenza idrica che ha colpito e sta colpendo la nostra regione. Zaniera ha però voluto andare oltre, prospettando l'obbligo da parte degli agricoltori di munirsi di una polizza assicurativa. Punto cruciale, e questo già con la nuova programmazione che inizia col prossimo anno è stato inteso attivarlo a livello nazionale, è che dovrà esserci un metodo, un meccanismo, uno strumento con il quale l'assicurazione di fatto sia, non dico obbligatoria ma quasi, perché non possiamo pensare di intervenire ogni volta in via straordinaria per qualsiasi tipo di evento, primo perché è onerosissimo sia dal punto di vista amministrativo sia dal punto di vista dell'imprenditore, e secondo perché i fondi di solidarietà, in quanto di solidarietà, possono avere capienze anche troppo basse rispetto a un montante di danni che, ricordo, per la siccità di quest'anno noi, pur non avendo i dati certi in quanto le raccolte sono ancora in corso, si stima possa arrivare a circa 250 milioni di euro per il solo Friuli Venezia Giulia. Per preservare il settore vitivinicolo servono politiche coraggiose e soprattutto un cambio di passo. Fitopatie, cambiamenti climatici e gli strisci della pandemia rischiano infatti di affossare un settore particolarmente redditizio per il Friuli Venezia Giulia. Se ne è parlato a Racedo durante l'evento Le radici del vino. Serve un cambio di passo e già a partire dal 2023 dovrà essere riprogrammata la viticoltura. E questo è il messaggio lanciato oggi pomeriggio a Rauscedo di San Giorgio della Richinvelda da Daniele Giacomel, direttore di Condifesa Friuli Venezia Giulia, in occasione del convegno Le radici del vino. Questo a causa dell'incidenza delle fitopatie, dei cambiamenti climatici e delle crisi politico-pandemiche. Quest'anno abbiamo avuto una recrudescenza di talune fitopatie tipo la flavescenza dorata e mal dell'esca, ma flavescenza dorata in modo particolare, che hanno messo a dura prova i viticoltori nel contenimento di questa fitopatia. E in più c'è il cambiamento climatico che è sempre in movimento, che ahimè crea maggiori difficoltà agli agricoltori in genere. Un cambiamento climatico che acuisce i fenomeni. Abbiamo visto quest'anno un anno di particolare siccità, con un'assenza di piogge e con temperature molto elevate per lunghi periodi. Un incontro nel quale si è parlato della salute del vigneto, della questione delle barbattelle e non in ultimo della gestione del rischio degli imprenditori. C'è bisogno di preservare la materia prima dalla germinazione alla raccolta, no? E quindi puntare tanto sulla difesa attiva, no? Quindi prodotti nuovi, situazioni nuove, strumenti nuovi anche nella fase di coltivazione. E poi c'è sempre la parte della difesa passiva, perché la grandine, per dire l'elemento più temuto dagli agricoltori, è sempre in agguato, insomma in 10 minuti ti rovina un anno di lavoro. E vediamo i dati di oggi della pandemia. I nuovi casi Covid sono 1471, i ricoveri in terapia intensiva sono 9, mentre le persone ricoverate in altri reparti 218. Si registrano oggi 5 decessi, 4 a Udine, 1 a Trieste. L'Ungheria prosegue nell'investimento nel porto di Trieste, che dovrebbe svilupparsi in un'area oggi abbandonata nella zona del comune di Muggia.
Un investimento da 45 milioni di euro con il PNRR per la parte portuale e di 150 milioni che arrivano dal governo ungherese. Si alza il velo sul progetto Adriaport che sorgerà sul canale navigabile nell'area ex Aquila bonificata, i primi passi nel 2019 e ora si arriva alla concretezza. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga sottolinea che l'iniziativa rientra nel piano di sviluppo logistico che la regione Friuli Venezia Giulia si è data, un'unica piattaforma, un asse del centro Europa di cui il porto di Trieste è punto di partenza e di arrivo attraverso un sistema di interporti che nella nostra regione raggiunge l'Austria e da lì Budapest. Non dimentichiamo che quella era un'area ed è ancora un'area fortemente inquinata, quindi insomma abbiamo trovato un investitore che ha le idee chiare, che si inserisce perfettamente nella strategia di sviluppo del porto, forte utilizzo della ferrovia, è una connotazione che già oggi stiamo vedendo, tra l'altro anche i dati statistici delle relazioni con Budapest in queste ultime settimane, devo dire di crisi importante della portualità, non triestina ma in generale, vediamo invece i traffici sull'Ungheria che continuano a crescere, quindi l'interesse c'è, l'interesse è integrato con la nostra idea di sviluppo. 650 metri di banchina per le navi, 34 ettari di porto franco, grande capacità logistica con magazzini e stoccaggio di merci. Negli anni passati abbiamo valutato degli investimenti in particolare nel mare Adriatico che per l'economia ungherese è il principale sbocco. Trieste si è rivelata la piazza migliore con le autorità che hanno reso tutto più semplice. Sui tempi, la certezza sono i fondi del PNRR che vanno utilizzati entro il 2026, resta il nodo dei magazzini per la logistica, ma a rallentare il tutto c'è stato prima il Covid, poi la guerra in Ucraina e ora il caro materie prime. Il premio letterario Leggi Montagna festeggia la 20ª edizione. Sabato 15 ottobre le premiazioni a Tolmezzo, un'ottantina le opere valutate dalla giuria. Opere edite e inedite dedicate alla montagna, una montagna illustrata, interpretata e raccontata nelle diverse accezioni, sfumature, visioni e contesti. Con questo spirito torna sabato 15 ottobre il concorso letterario Leggi Montagna organizzato dall'ASCA, le premiazioni della 20ª edizione nella sala convegni della Comunità di Montagna della Carnia a Tolmezzo. Si conosceranno i vincitori per quanto riguarda la sezione narrativa, saggistica e inediti, un'ottantina le opere valutate dalla giuria. Nella prima sezione l'opera vincitrice è Una tra ripido come la vita di Paul Bonomo, Un'estate in rifugio di Sofia Gallo e Ciò che non si può dire, racconto del Cermis di Pino Loperfido. La migliore opera di saggistica sarà Una tra la montagna calabrese a cura di Giovanna De Sensi Sestito e Tonino Ceravolo, Lupi a nord-est, Antiche paure e nuovi conflitti di Angelo Pangrazio, Alpi Giulio orientali, Sentieri e vie ferrate nelle Alpi del Triglav di Giampietro Zamò, Tom Ballard, Libero di sognare di Andrea Gaddi e Moving Alps, le conseguenze sociali della dismissione nello spazio alpino europeo a cura di Lorenzo Migliorati, il primo ebook premiato a Leggi Montagna. Saranno anche assegnati il premio speciale Fondazioni Dolomiti UNESCO e il riconoscimento speciale all'amico alpinista. Siamo in chiusura, ma l'informazione ritornerà in diretta nell'edizione delle 19. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.